Lo spaghetto al pomodoro più buono della tua vita. Vieni con me che lo facciamo insieme. Dopo aver lavato i nostri datterini, li tagliamo a metà. Così, in modo veloce. Non c'è bisogno di troppa precisione. Padella, olio extravergine e quando è bella calda ci caliamo i nostri datterini. Sale, li lasciamo cuocere coperti per 8-9 minuti. Un po' dei nostri datterini li tagliamo così piccoli piccoli. Facciamo dei piccoli quadratini. Ma questi li mettiamo in una teglia. Olio extravergine, sale e uno spicchio d'aglio. Lo schiacciate e li mettiamo in forno 15 minuti e mangerete i pomodori più buoni della vostra vita. E mentre i pomodori cuociono, caliamo gli spaghetti. I pomodori sono cotti e ce li passiamo al setaccio. Quello che resta nel setaccio non lo buttiamo, lo frulliamo e lo risetacciamo. Il risultato sarà questo: una salsa datterini da paura. In padella olio all'aglio, olio extravergine o uno spicchio d'aglio. Aggiungiamo la nostra salsa datterini e scoliamo i nostri spaghetti. Aggiungiamo il basilico abbondante. Senti come canta, senti. Andiamola a impiattare. Aggiungiamo il nostro pomodoro. I pomodori che avevamo messo in forno sono diventati così. Basilico e siamo pronti.